Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Fermato alle Canarie l'uomo accusato di aver aggredito Salvatore Sinagra. Il trentenne originario di Favignana è in gravissime condizioni. Grandine e fiumi esondati in provincia di Catania. Nel Messinese frane, smottamenti e allagamenti. Piove fin dentro il policlinico. Nella giornata di domani l'allerta passerà da arancione a gialla. Ronde sugli autobus a protezione degli autisti. L'AMAT di Palermo corre ai ripari dopo l'ennesima aggressione. 18 anni fa gli scontri allo stadio Massimino in cui perse la vita l'ispettore di polizia Filippo Raciti, una morte che ha cambiato il mondo del calcio. Tutto pronto per Devoti Tutti, 50 ore di diretta dedicate ai festeggiamenti di Sant'Agata. Domani seguiremo l'uscita delle carrozze del Senato e lo spettacolo della Sera del 3. Calcio, il Catania sconfitto 2-0 dal Cerignola, partita condizionata dall'espulsione di Frisenna. Segnano Salvemini e Capomaggio, gli etnei contestati dai propri tifosi. Vittorie casalinghe per Messina e Trapani. Dunque è stato fermato a Lanzarote, nelle isole Canarie, il presunto aggressore di Salvatore Sinagra, il trentenne di Favignana ridotto in fin di vita dopo una lite al bar. Sentiamo Laura Spanò. Hanno subito una svolta le indagini sulla brutale aggressione di Salvatore Sinagra, il trentenne di Favignana aggredito e ridotto in fin di vita. Un uomo è stato fermato ieri sera poco dopo le 23 a Lanzarote, una delle isole delle Canarie, da agenti della Guardia Civile come presunto autore dell'aggressione a Salvatore, che attualmente si trova ricoverato in coma nell'unità di terapia intensiva dell'ospedale universitario di Gran Canaria, dottor Negrin. Il sospettato, del quale non sono state fornite le generalità, in queste ore viene interrogato dalla Guardia Civile, che indaga sulla brutale aggressione avvenuta lo scorso 26 gennaio in un bar di Playa del Carmen, una delle principali località turistiche dell'isola delle Canarie. Salvatore Sinagra ha una frattura cranica e lesioni profonde, è in coma e le sue condizioni sono gravi. Nelle ultime ore, ha spiegato il papà Andrea, arrivato sull'isola per stare con suo figlio, gli hanno riscontrato anche un'infezione ai polmoni come conseguenza del quadro clinico. Lo hanno bombardato di antibiotici e sta reagendo. Le indagini hanno avuto un acceleramento grazie anche all'interessamento da parte delle autorità consolari italiane che si erano messe a disposizione della famiglia Sinagra. Ora bisogna capire il movente. Parte dell'aggressione era stata ripresa dall'impianto di videosorveglianza del locale, anche se le immagini non erano molto nitide. La telecamera esterna infatti non è fissa, ma di quelle che ruotano, e ha filmato solo le parti finali dell'aggressione. E veniamo all'ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia. Tra le zone più critiche quella del Messinese, che ha dovuto fare i conti con frane, smottamenti e allagamenti. Un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco. Sentiamo Orazio Longo. Auto travolte dalla furia dell'acqua, Zafferia nel Messinese, persone intrappolate nelle case, pioggia e fango nell'autostrada A18. A Furcisicolo, nella zona ionica del Messinese, sindaco e assessore salvano un automobilista rimasto intrappolato in un sottopasso allagato. Situazione critica a Ortoliuzzi e a San Saba, dove a causa della tracimazione dei torrenti sono stati soccorsi con il gommone alcuni nuclei familiari bloccati. Più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco, e queste sono le immagini della violenta tromba d'aria sullo stretto. Guardate! Ce ne sono due, uno lì e uno qui. Pazzesco, pazzesco. La Sicilia ancora una volta martoriata dal maltempo. Le più colpite sono le zone orientali. Nel Messinese un fiume è esondato a Santo Stefano Medio, allagamenti e smottamenti a Giampilieri e Scaletta, chiusure lungo la statale 114 ad Aliterme per lo straripamento del torrente Fiume di Nisi. Ma l'acqua non risparmia neanche gli ospedali, allagato l'ingresso del padiglione E del Policlinico di Messina. Botta e risposta tra i senatori Musolini e Faraone di Italia Viva, che parlano di vicenda ridicola. La replica del sindaco Basile e dichiarazioni strumentali e irresponsabili. Eolie isolate da sabato pomeriggio. Il capo della protezione civile Cocina ha sottolineato come grazie all'allerta meteo arancione non si siano registrati feriti e ha invitato i vigili urbani a sanzionare comportamenti imprudenti come quelli di parcheggiare le auto nelle strade limitrofe a fiumare e torrenti. Continueremo a seguire l'evolversi della situazione e ad adottare ogni misura necessaria, ha detto il presidente della regione Schifani. Le previsioni sembrano dire che il peggio dovrebbe essere passato. La permanenza di un'area di bassa pressione continuerà a mantenere condizioni stabili con venti forti e burrasca, ma l'allerta passa da arancione a gialla.
E anche la provincia di Catania è stata flagellata da piogge grandini. A Torre Archirafi, nuova esondazione del torrente Babbo. Sentiamo Tonino De Mana. La provincia di Catania in arancione per l'allerta meteo di protezione civile e in bianco per l'eccezionale grandinata che ha colpito i paesi pedemontani. Strade ricoperte di ghiaccio e disagi per gli automobilisti, per alcuni in via Fisichelli a San Giovanni la Punta, a cui si riferiscono le immagini, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Polizia municipale impegnata a disciplinare il traffico in una zona già interdetta per lavori di reggimentazione delle acque. Imbiancati anche Trecastagni, Pedara, Gravina di Catania e Tremestieri e Tenneo. La pioggia incessante, caduta prima dell'alba, ha allagato alcuni tratti della tangenziale di Catania e diversi punti della A18 e della statale 114. A Torre Archirafi è nuovamente esondato il torrente Babbo, con la via Simone Grasso trasformata in un vero e proprio fiume in piena. Esasperati i residenti che per alcune ore sono rimasti con il fiato sospeso, ricordando l'alluvione del 13 novembre scorso che aveva trascinato in mare diverse autovetture. A distanza di 2 mesi la storia si è ripetuta. Non accetto il fatto che in un posto già colpito per la seconda volta da questo evento calamitoso non si riesca ad intervenire in modo deciso ed evitare possibilmente altre disgrazie. Un territorio fragile ed ancor più vulnerabile quello adiacente al torrente Babbo, nel cui alveo erano in corso gli interventi per rimuovere un enorme tubo che serviva per convogliare le acque. Abbiamo cercato subito di arginare appunto il problema dell'acqua che si è infilata sotto il tubo e lo ha sollevato di quasi 1,5 metri, quindi il tempo necessario che ci vuole. E teniamo presente tutti quanti, il tubo è stato interrato negli anni 90, negli anni 80 da quello che mi risulta. Ci sono state prima del 13 novembre altre 2 alluvioni, non si era mai intervenuto. Madre Natura, che si riappropria sempre del maltolto, ha fatto prima, facendo capire che con i cambiamenti climatici non c'è più tempo da perdere. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per smottamenti e allagamenti. Cambiamo argomento, ronde serali a protezione degli autobus. L'AMAT a Palermo si tutela dopo l'ennesima aggressione. Sentiamo Marco Gullà. Rapinato e picchiato mentre stava per terminare il suo turno di lavoro. A Palermo un autista di un pullman di linea è stato aggredito e rapinato in via Ernesto Basile, nella zona del parcheggio. Il dipendente di 59 anni aveva terminato la corsa quando è stato avvicinato dai 2 che gli hanno portato via il portafoglio dopo averlo spinto a terra. Le indagini sono condotte dalla polizia, aggressioni che ci sono state negli ultimi mesi anche nei confronti degli autisti di autobus del capoluogo siciliano. Infatti sono diversi gli episodi in cui i dipendenti AMAT sono stati presi di mira dai malviventi, così come i mezzi, spesso oggetti di sassaiole danneggiati da bande di ragazzini. E allora l'AMAT, per dare un segnale forte, ha pensato alle ronde serali nei mezzi di trasporto. Per porre fine a questa serie di violenza, posto che la sicurezza nel trasporto è una componente assolutamente essenziale, abbiamo pensato di far accompagnare i nostri autobus nelle zone della città più delicate da una ronda che assiste l'autobus lungo il percorso nelle ore serali e tardo pomeriggio. Ma AMAT si potenzia, a breve il concorso per 100 nuovi giovani autisti. La boccata d'ossigeno per l'azienda arriva anche grazie ai 27 autobus elettrici di 8 metri che da domani, dopo mesi di attesa, percorreranno alcune linee. Sono dei veicoli abbastanza piccoli di 8 metri che quindi ci permetteranno in modo molto agevole di coprire i percorsi proprio del centro della città, servendo gli utenti, non inquinando, e quindi questo è per noi un grande motivo di orgoglio, soprattutto in questo momento in cui l'azienda ha ritrovato serenità anche da un punto di vista economico, finanziario, e questa è una cosa molto bella. La morte dell'ispettore Raciti durante gli scontri al Massimino mentre si disputava il derby Catania-Palermo. Sono trascorsi 18 anni da quell'evento che ha segnato Catania e tutto il mondo del calcio. Simona Mazzone. È il 2 febbraio 2007. Allo stadio Angelo Massimino si gioca il derby tra Catania e Palermo. Si scaldano gli animi, si accendono i toni, cominciano scontri feroci tra le tifoserie. L'ispettore capo della polizia Filippo Raciti, quella sera in servizio, interviene per dividere gli ultras insieme ai colleghi. Si trova all'esterno dello stadio quando all'improvviso viene colpito a morte.
Per l'omicidio preterintenzionale finiscono in carcere Antonino Speziale e Daniele Micale, condannati in via definitiva rispettivamente a 8 anni e 8 mesi e a 11 anni di reclusione. Speziale viene scarcerato nel 2020, Micale torna invece in semilibertà poco prima del Natale del 2018, dopo aver scontato oltre metà della pena in carcere a Catania, con un residuo di meno di 2 anni. Secondo la ricostruzione dell'accusa, quel giorno diversi tifosi del Catania avrebbero tentato di sfondare il cordone di sicurezza delle forze dell'ordine, creato per impedire il contatto con i sostenitori della squadra avversaria. Durante gli scontri Speziale e Micale avrebbero lanciato contro gli agenti un sottolavello in lamierino che, colpendo Filippo Raciti, gli avrebbe provocato una lesione mortale al fegato. Il decesso dell'ispettore, all'epoca quarantenne, avviene dopo il ricovero dell'ospedale Garibaldi. Da quel giorno la vedova dell'ispettore, Marisa Grasso, ancora profondamente ferita da quel dolore, si batte contro la violenza negli stadi in nome del marito. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo per parlare fra l'altro della festa di Sant'Agata che da domani entra nel vivo. Il caso di presunti abusi sessuali che scuote la diocesi di Piazza Armerina a far discutere la Chiesa rompe il silenzio con le parole di Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI. Gerry Italia. Vicende come queste ledono la credibilità degli uomini di Chiesa, ma non stiamo con le mani in mano. Con queste parole, Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, ha affrontato ieri, durante la trasmissione Il Punto, il caso di abusi sessuali e dell'insabbiamento che scuote la diocesi di Piazza Armerina. Una posizione netta la sua, che arriva dopo giorni di silenzio e ribadisce l'impegno della Chiesa nel fare luce sulla vicenda. Baturi ha espresso la vicinanza della CEI alle vittime e la necessità di accertare la verità, garantendo la piena collaborazione con eventuali iniziative del Vaticano. Noi stiamo affrontando il tema, pensi che nei 2 anni di Covid abbiamo coperto tutto il territorio nazionale con i centri di ascolto e i servizi per la formazione degli operatori per la tutela dei minori. Solo in quegli anni del Covid 2000 e 2022 abbiamo formato più di 20.000 persone in tutta Italia. Naturalmente poi lo sforzo ha continuato e continua ancora, lo faremo anche con degli studi, con la formazione, partecipiamo a un tavolo governativo sul tema in modo che il nostro sforzo si sappia connettere con lo sforzo delle altre componenti della società. Un tema che secondo il segretario generale della CEI va affrontato con ogni mezzo perché ormai è divenuto un problema globale. Non è un problema solo per la Chiesa, è un problema della società, anzi statisticamente bisogna riportare le cose nella loro giusta dimensione, ma noi un solo caso è di troppo e quindi faremo ogni sforzo, ma lo vogliamo fare insieme a tutta la società. Nessun commento diretto invece sulla posizione del vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana, rinviato a giudizio per falsa testimonianza nel caso che coinvolge Don Giuseppe Rugolo, ma la Chiesa sembra avere i riflettori puntati sulla diocesi siciliana. Nei giorni scorsi, infatti, la Santa Sede ha inviato l'arcivescovo di Gorizia, Carlo Roberto Maria Redaelli, come visitatore apostolico per valutare la situazione e riferire direttamente a Papa Francesco. Intanto il vescovo Gisana si dice sereno e attende l'inizio del processo a maggio. Tuttavia la sua posizione si complica anche alla luce della condanna espressa da diversi vescovi siciliani. Domani a partire dalle 10 su Antenna Sicilia, Telecolor e la Sicilia Web prende il via Devoti Tutti, 50 ore di diretta per raccontarvi la festa di Sant'Agata. Molte le novità di quest'anno. Roberta Lunghi. Ancora poche ore e poi sarà Devoti Tutti, l'attesa maratona televisiva su Antenna Sicilia, Telecolor e in streaming sulla siciliaweb.it che permetterà di seguire la festa di Sant'Agata nelle 4 giornate dal 3 al 6 febbraio, prende il via proprio domattina alle 10, con in diretta l'uscita della carrozza del Senato e la processione per l'offerta della cera. Dalle 19 i fuochi e lo spettacolo musicale in Piazza Duomo, il 4 dalle 5 del mattino la messa dell'Aurora e il giro esterno di Sant'Agata. Il 5 febbraio sarà la volta del giro interno del Fercolo con l'imperdibile processione in via Etnea, i fuochi del Borgo, la salita di San Giuliano, le suggestioni del canto delle monache benedettine e il rientro in cattedrale.
Sarà uno sforzo produttivo senza precedenti, volto a incontrare il desiderio del pubblico collegato in tutto il mondo di poter vedere e seguire Agata in tutte le fasi di una processione commovente dove si concentra il cuore dei devoti catanesi e l'ammirazione generale. Saranno aumentate a 50 le ore di diretta, con un arricchimento di contenuti inediti sui social. Tra le novità dell'edizione 2025 la possibilità di seguire la processione del giro interno del Fercolo del 5 febbraio anche in piena notte. Più festa dunque, pochissime e brevissime interruzioni pubblicitarie, una scelta editoriale precisa nel rispetto dei devoti, dei telespettatori e dei partner commerciali. E poi la risposta certa alla consueta domanda: un Niea Santa? In tempo reale, con assoluta precisione, collegandosi alla siciliaweb.it, basterà infatti cliccare sull'apposito banner che aprirà una mappa del percorso segnalando la posizione del Fercolo. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per raccontarvi ad inizio la nuova sconfitta del Catania. Siamo al calcio, il Catania perde 2-0 in casa del Cerignola. Rossazzurri mai pericolosi e partita condizionata dall'espulsione di Frisenna nel primo tempo. Segnano Salvemini e Capomaggio. Gli etnei sono stati contestati dai propri tifosi presenti nello stadio pugliese. Ma sentiamo il tecnico toscano. Molto tatticismo, è una partita molto equilibrata fino all'espulsione. Poi secondo me l'arbitro ha commesso due errori, uno sull'espulsione e uno sulla trattenuta di Salvemini, doveva essere espulso anche lui. Ci sta, come sbagliamo noi possono sbagliare anche gli arbitri, però poi la partita è cambiata, in 10 uomini poi diventa difficile. C'è questo mercato che bisogna intervenire, davanti siamo pochi, le assenze poi si fanno pesare, quindi dobbiamo rafforzare questa squadra e faremo il massimo ogni giorno per far sì che arrivino più risultati possibili. È normale che il momento è questo, la situazione è questa, bisogna migliorarla. Vittorie casalinghe invece per Messina e Trapani. Sergio Colosi. Vince il Messina del nuovo corso, ma a segnare la vecchia guardia. Il 2-1 sul Latina firmato da Luciani e Garofalo matura in rimonta dopo il rigore di Peterman. La squadra di Banchieri, 4 punti in 2 gare, trascinata da Crimi, non è brillante, ma prima del riposo pareggia sempre dagli 11 metri con Luciani. Ritmi ancora più bassi nel secondo tempo. Meglio il Latina che mantiene l'iniziativa ma crea pochi pericoli. Ancora meno la formazione peloritana che però sull'asse Buchel-De Sena costruisce l'assist vincente per Garofalo. C'è tanto Messina nella vittoria del Trapani sul Potenza, che ha segnato l'esordio in panchina di Vincenzo Torrente, tripletta dell'ex giallorosso Gennaro Anatriello, che raccoglie la pesante eredità lasciata da Lescano e risponde sul campo in avvio con il sinistro vincente dell'1-0. Dopo il pareggio di Siatunis con Wika imperfetto, sorpasso con Anatriello di testa e prima del riposo l'attaccante segna ancora di sinistro. Nella ripresa quarta rete di Ongaro, altro acquisto di gennaio, prima del definitivo 4-2 dell'ex Messina Petrungaro. Intanto il Palermo si scatena sul mercato. Marco Gullà. Se sul campo contro il Pisa è arrivata la seconda sconfitta consecutiva, sul mercato il Palermo è invece più che attivo. C'è tempo fino a domani alle 24. Intanto è fatta per l'arrivo di Poyampalo. L'attaccante finlandese questa mattina ha sostenuto le visite mediche a Torino e poi si dirigerà verso Palermo per aggregarsi ai suoi nuovi compagni. Il Palermo però non si ferma. Nel mirino del DS Osti c'è anche un portiere. Con il Como si lavora per il prestito di Audero. La trattativa è spedita e potrebbe arrivare a breve la fumata bianca. E poi un centrocampista dai piedi buoni, piace sempre più Mazzitelli, che al Como non ha spazio. L'affare potrebbe andare in porto proprio a ridosso del gong della sessione di mercato. Osti cerca anche un esterno, ma il tempo, poco, diventa nemico. Intanto i rosanero, dopo il capoe interno contro il Pisa, hanno già avviato la preparazione in vista del match di domenica al Picco contro lo Spezia. Ci vogliamo tutti un bene dell'anima e questa è la cosa importante, che alla fine si vedranno i risultati, perché
con lo spirito di unione e la passione che abbiamo arriveranno risultati importanti. Dobbiamo solo continuare a crederci e sudare, soprattutto perché solo con il sacrificio e la determinazione arriveranno grosse cose. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica.